storico zuccherificio di Portoviro. La struttura è chiusa da quasi 16 anni e il piazzale che si vede dalla strada che porta al porto di Pila è abbandonato e il tempo sembra essersi fermato a quel 2005 quando è stato chiuso. Al regime ci lavoravano in questo stabilimento 130 dipendenti fissi e 350 stagionali. È stato l'ultimo dei grandi zuccherifici ad essere chiuso perché era il più innovativo e il più moderno. Oltre ai lavoratori fissi e stagionali dell'impianto c'era anche un grande indotto, decine di persone che confezionavano lo zucchero, le imprese di pulizia, il gruppo Facchini e moltissime altre figure. La campagna saccarifera iniziava a fine luglio e in alcune stagioni si andava avanti fino a gennaio. Un altro pezzo di storia del Polesine assieme agli zuccherifici di Portotolle e Cavenier che purtroppo non c'è più.